La nostra società è una delle più vecchie società della provincia di Treviso, difatti il nostro numero di matricola è il numero 11, quindi vuol dire che siamo tra le più vecchie. Siamo partiti da zero e nella nostra storia possiamo annoverare moltissime vittorie, molti campionati giovanili a livello italiano, fino a che siamo arrivati alla Serie A con una squadra di 19enne costruita quasi esclusivamente con atlete del posto. Per noi è fondamentale il vivaio. Siamo arrivati alla Serie C, stiamo giocando con quella che possiamo dire è la squadra più giovane di tutta la Serie C e il nostro presente purtroppo in questo momento è salvarci con una squadra giovane che però è la premessa per quello che noi ci proponiamo per fare nel futuro. Ed esattamente contiamo nell'arco di 2 anni di poter risalire alla B. Le locali del volley Mogliano, in divisa blu con bande bianche, allenate da Andrea Pieratti, schierano l'alzatrice Marta Pirolo, Elisa Bortolato opposto, Eleonora Zaghetto e Silvia Zanin schiacciatrici, il capitano Stefania Carta e Alice Gazzatto centrali, Giorgia Tintinaglia libero. Le ospiti del Service Legno Spresiano in maglia bianca con spalline azzurre, guidate da Patrizio Napoli, giocano con Valentina Rizzelli alzatrice, Sara Sartoro opposto, il capitano Giovanna Minto e Luana Perin schiacciatrici, Silvia Coppe e Emanuela Ferrari centrali, Lucia Volpato libero. Spresiano inizia bene, preciso in ricezione ed efficace in attacco, con Sartoro e Minto in bella evidenza. La prima metà del set vede le ospiti avanti di 2-3 punti, ma il Mogliano sfrutta le indecisioni della ricezione avversaria rientrando sul 14 pari. Anche le locali commettono diversi errori e infrazioni. Le ospiti allungano di nuovo portandosi sul 22-17. Il muro del Mogliano e i contrattacchi vincenti di Zanin e Bortolato azzerano il passivo sul 22 pari. Le locali si procurano 2 palle set sul 24-22 annullate da Spresiano, che cancella altri 3 set point prima di soccombere all'attacco vincente della Bortolato e al muro punto di Pirolo e Gazzato sulla Minto. L'equilibrio prosegue anche nella ripresa, che vede il Mogliano al comando dapprima sul 5-2, poi sull'8-5 grazie agli errori della ricezione avversaria con la Perini in palese difficoltà. La lucidità della Minto e la potenza della Sartor rimettono in corsa le ospiti che crescono a muro e in difesa avvantaggiandosi sul 13-9. Spinto dalla Zanin e dall'ottima Bortolato, il Mogliano rientra sul 13 pari. I sestetti producono scambi avvincenti con difese spettacolari e azioni prolungate. Spresiano si mantiene in vantaggio di 1-2 punti fino sul 23-22, quando il mani fuori della Sartor dà il service legno 2 palle set. La Zaghetto annulla la prima, ma il servizio erato della Bortolato consegna alle ospiti il secondo parziale. Le locali accusano il colpo in avvio del terzo set subendo un passivo di 4-0. Per Spresiano si mettono in luce la centrale Laura Cauduro, già subentrata alla Ferrari all'inizio della seconda frazione, e l'opposto Valentina Calabretto chiamata in campo per far rifiatare la Sartor. Con la Perini in crescita, soprattutto in attacco, e l'esuberante Sartor, le ospiti impongono il loro gioco, allungando rapidamente sul 16-9. La Bortolato va in crisi ed è sostituita da Penelope Vittorelli, la più giovane delle ragazze di coach Pieratti. La Zaghetto colpisce in attacco e mura più volte la Sartor tenendo in partita il Mogliano, ma Spresiano reagisce in tempo e conserva un margine minimo di sicurezza di 3 punti fino al termine, conquistando il terzo set per 25-21 col diagonale vincente di Sara Sartor. Le padrone di casa reagiscono con veemenza, infilando un break di 5 punti all'inizio del quarto parziale. Spresiano sbaglia troppo in attacco con Perin e Sartor e le biancoazzurre sono costrette a rincorrere il Mogliano per l'intera durata della frazione. Il ritmo si abbassa, le squadre risentono della stanchezza e gli errori si moltiplicano. Eleonora Zaghetto da un lato, Giovanna Minto dall'altro sostengono l'attacco dei 2 sestetti, ma il Mogliano si dimostra nel complesso più lucido e meno falloso. Coach Napoli opera il doppio cambio, che in precedenza aveva dato buoni risultati, facendo entrare l'alzatrice Francesca Coppola per la Sartor e l'opposto Valentina Calabretto per la Rizzelli, ma le locali concedono pochissimo, allungando sul 23-17.
Poi si portano sul 24-20 col primo tempo vincente di Alice Gazzato. La Minto lotta generosamente colpendo 2 volte da posto 4. L'ace di Silvia Coppe avvicina Spresiano a -1, ma il muro vincente della Zaghetto sulla Sartor prolunga l'incontro al tie break. Brutta ripartenza del Mogliano, falloso in ricezione, molto impreciso in fase di impostazione e inefficace in attacco. Spresiano si avvantaggia rapidamente sul 5-1 sfruttando i continui errori delle locali. Andrea Pieratti corre ai ripari inserendo Emanuela Forti nel ruolo di opposto per la Vittorelli, ma le ragazze in blu non riescono a mordere in attacco a causa delle alzate imprecise della Pirolo, affaticata, che viene sostituita da Silvia Pasin. Le ospiti cambiano campo avanti di 5 punti, poi allungano ancora sul 10-3, ipotecando il tie break. La grinta dell'ottima Zaghetto e la difesa divenuta imperforabile permettono alle ragazze del Mogliano di invertire il trend, accorciando punto su punto il distacco fin sul 13-12. Spresiano subisce attonito la rimonta, ma è graziato dal contrattacco errato della Bortolato che manda le ospiti sul 14-12. La Pasin si affida alla Forti, ma il muro di Silvia Coppe inchioda il pallone nel campo del Mogliano, regalando la vittoria al service legno. Abbiamo preso 2 punti, questo ci ha permesso di sorpassare ulteriormente le avversarie, perché l'obiettivo di quest'anno è ovviamente la salvezza, perché è il primo anno di C per la società e per la squadra. Abbiamo le possibilità, dobbiamo migliorare in alcuni fondamentali come ad esempio la ricezione, essere un po' più convinte in difesa, recuperare qualche pallone in più che magari cade per poca grinta. Abbiamo cercato di portarci a casa in tutti i modi il risultato. Purtroppo veniamo da un periodo difficile, abbiamo perso un po' di partite nel corso del mese e c'era tanta voglia di vincere in campo, però avevamo di fronte delle valide avversarie. Per il primo posto io vedo una corsa a 3 tra Fratte, Medoacus e Legnaro. Credo che Fratte abbia qualcosa di più perché sono tutte atlete con esperienza, anche fisicamente sono ben bilanciate, hanno gente anche esperta di B2, però credo che anche il Medoacus e il Legnaro daranno filo da torcere, ma alla fine credo che Fratte la spunterà per il primo posto.